Una passione per i motori e per la sua Fiat 500 Abarth e proprio guidando la sua auto ha perso la vita Patrick Marangoni, 42 anni, di Rovigo. L'incidente, una manciata di minuti dopo l'una di sabato notte, lungo la Monselice Mare nel comune di Candiana. Una strada costellata da tragedie che ha aggiunto una nuova croce al suo percorso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'incidente, la Fiat 500 bianca con Marangoni alla guida ha dapprima iniziato a sbandare, poi si è ribaltata più volte su se stessa, capottandosi, finendo la sua corsa contro alcune siepi e recinzioni. Immediati i soccorsi chiamati dai residenti, ma all'arrivo i sanitari del 118 hanno potuto fare ben poco per il 42enne, morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco che hanno messo in sicurezza la strada. Numerosi e commoventi i messaggi lasciati dagli amici di Patrick sulla sua pagina social. Eri sempre positivo e non mollavi mai. Te ne sei andato via troppo presto con la tua 500, facendo quello che ti piaceva fare di più.